ground control to Major Tom. Mantova Outer Village ha dedicato questa esposizione a un'icona della musica che è David Bowie, con un sottotitolo, questa mostra, dal mito di Ziggy Stardust al Let's Dance. Si vuole infatti presentare un periodo della vita di questo grande artista, dal 1972 all'83, quando riesce a creare degli alter ego in pratica a se stesso. Ziggy in particolare è una rock star col quale ottiene veramente un grandissimo successo, che vive però soltanto un anno, fino al 1973. Poi cambia tutto David Bowie perché vuole creare un altro personaggio che è il Duca Bianco, e infine con Let's Dance raggiunge veramente una grande popolarità internazionale, tanto che questo album avrà veramente un successo strepitoso in tutto il mondo, dall'America al Giappone. Ecco, è un artista che ha lasciato naturalmente una grandissima eredità a una generazione di artisti che è arrivata dopo di lui. Ci ha lasciato quest'anno, il 10 gennaio, quindi Mantova e appunto il Fashion District vogliono dedicare questa mostra a questo grande musicista, che è stato però anche un artista a tutto tondo, perché si è dedicato non solo alla musica, conosceva e sapeva suonare tantissimi strumenti musicali, ma anche alla pittura, al teatro e al cinema. Quindi un'esposizione che ci presenta degli scatti fotografici di un amico di David Bowie, un grande fotografo britannico che è Michael Patland, il quale lo rappresenta in vari momenti della vita, dagli anni 70 fino agli anni 90, quando lo vediamo veramente cambiato, quando ormai il suo volto è completamente pulito dal trucco, lo vediamo elegante, simbolo di quel glam rock che lo ha veramente caratterizzato. Nasciamo come realtà prettamente commerciale, ma siamo molto noti anche per l'organizzazione di mostre d'arte, concerti ed eventi di tantissimi tipi. Dopo il grande successo della mostra dedicata a Frida Kahlo, abbiamo pensato di riproporre, in collaborazione con la Galleria ONU Arte Contemporanea di Bologna, anche questa mostra fotografica dedicata appunto al grande mito di David Bowie. La mostra sarà visitabile fino al 17 di luglio, l'ingresso è gratuito, parliamo di circa 30 opere a disposizione e la mostra è di fronte all'ufficio informazioni.